Il futuro del lavoro fra 10, 20 e 30 anni. La tecnologia distruggerà più posti di lavoro di quelli che sarà in grado di produrre? Queste sono delle domande su cui si stanno interrogando studiosi da tantissimi anni, però in realtà nessuno è in grado di dare delle risposte. Io da sociologa e da consulente aziendale ho provato a individuare 3 macro direttrici che possono aiutarci a rispondere a questi interrogativi, che ho sintetizzato in 3 macro dimensioni. Sono la creatività, la diversità e l'emotività. Partiamo dalla prima, partiamo dalla creatività. Oggi il mercato del lavoro si divide in 3 macro categorie. C'è il lavoro manuale che è sempre più mangiato dai robot, c'è il lavoro intellettuale esecutivo che viene sempre più mangiato dalle tecnologie informatiche e oggi sempre più dall'intelligenza artificiale, e poi abbiamo il lavoro intellettuale creativo. Ecco, nel futuro saranno sempre di meno i lavori manuali e i lavori intellettuali esecutivi, e quelli che saranno i lavori che saranno a disposizione delle future generazioni saranno proprio i lavori intellettuali e creativi. Ma questo cosa significa? Significa che dobbiamo pensare di costruire dei lavori che sono basati sul principio della creatività. Creatività cosa significa? Significa innanzitutto sviluppare quella creatività a partire da quando abbiamo dei bambini. Per esempio noi in Italia abbiamo perso un'opportunità straordinaria che è stata la Montessori, che agli inizi del Novecento aveva elaborato un metodo pedagogico per stimolare la creatività dei bambini, e non è un caso che i fondatori di Google, che il fondatore di Amazon, che il fondatore di Wikipedia abbiano tutti quanti fatto delle scuole Montessori. Quindi questo significa che dobbiamo partire fin dall'infanzia per stimolare questo importante attributo che tutti quanti abbiamo, ma che molto spesso viene soffocato dal modo con cui vengono ancora oggi gestite le nostre scuole. Il secondo ingrediente, abbiamo detto, è quello delle emozioni, dell'emotività. Perché le emozioni? Perché noi anche già oggi abbiamo a disposizione milioni di libri, milioni di brani musicali, e quindi che cosa fa la differenza? La differenza è data dalla capacità di coinvolgere le persone. E coinvolgimento che cos'è? Coinvolgimento è attrazione, coinvolgimento è esperienza, e quindi anche qui servirà sempre la creatività umana per riuscire a lavorare sul coinvolgimento emotivo delle persone. Per qualsiasi servizio e prodotto si dovrà pensare di proporre non solo oggi ma in futuro nel mercato produttivo. E poi arriviamo alla terza direttrice, che è quella, abbiamo detto, della diversità. La storia ce l'ha dimostrato, le grandi civiltà della storia che hanno fatto la differenza sono quelle che hanno accolto diverse popolazioni, diverse culture, diverse religioni. Basta pensare alle culture ellenistiche. Qui dietro vedete, ho la fortuna di essere qui a Matera, che è considerata la terza città più antica del mondo, che oggi vive una rinascita grazie a Matera 2019, città capitale della cultura. E ovviamente per fare tutto questo sono state necessarie tanta creatività, lavorare sul tema delle emozioni e anche tanta diversità di competenze. E oggi basta pensare alla Silicon Valley. La Silicon Valley è quella che oggi è proprio grazie alla diversità che è stata capace di accogliere e che continua a accogliere al proprio interno. Per cui, per ritornare alla nostra sintesi delle 3 macro direttrici, non solo creatività, diversità ed emotività saranno 3 ingredienti sempre più importanti nel futuro del lavoro, ma questo lo sarà anche se avremo in futuro un'economia basata sul tempo libero, ossia se avverrà quello di cui tutti parlano, il cosiddetto jobless growth, cioè lo sviluppo senza lavoro. Questo cosa significa? Che se ci saranno sempre più persone che avranno la possibilità di consumare ma non di produrre, allora sarà ancora più importante dover utilizzare queste 3 macro categorie per dare un senso alla loro esistenza. Grazie a tutti.